ormai siamo verso la fine del nostro incontro e adesso viene una domanda difficile. Abbiamo cercato di fare un percorso a 360 gradi. Questo testo si intitola Oltre ogni muro, quindi così è un grido di trovare il modo di passare, di andare oltre e di cominciare a costruire il futuro. Ho associato a questa frase qua, al titolo insomma, di questo testo, a una frase che lei ama dire, cioè che non bisogna pensare che il nostro tempo sia l'ultimo. Noi dobbiamo chiudere questa serata con qualcosa anche di positivo, con qualcosa che vada non solo a rivagare la memoria e a fare delle analisi, ma a cercare anche di avere dei comportamenti per affrontare il futuro. Uno dei temi fondamentali della sua battaglia intellettuale è il rapporto critico che lei ha con la modernità, e in particolare c'è un forte richiamo alla tradizione, ma nel nostro luogo comune, probabilmente lei per tradizione intende qualcos'altro, questa parola ha significato non di demolire dei muri, ma di costruirne dei nuovi. Devo difendere la mia identità attraverso le leggi o attraverso gli strumenti della tecnica, costruisco dei muri. Eppure lei è convinto invece che si possa probabilmente conciliare il futuro, il progresso, la speranza quindi con la tradizione. Non solo, ritiene che questa sia questo aggancio, questa connessione con la tradizione sia l'elemento fondamentale senza il quale il futuro non si può concepire. Io vorrei chiudere questa serata proprio, se lei così cercasse nel linguaggio non tecnico di un filosofo, di un intellettuale, di farci capire questo, perché io penso che questo è quello che poi alla fine porteremo a casa tutti per saperci anche così, per affrontare il futuro. Sì, io credo, dando uno sguardo complessivo e finale al mondo che è uscito dalla caduta del muro. Ecco, di questo mondo la perplessità che ho, e questa è la ragione per la quale parla di critica della modernità, è questa, cioè io ho l'impressione che noi abbiamo affidato il destino del mondo alla tecnica e all'economia. Cioè abbiamo affidato a due grandi, straordinari strumenti il senso del mondo. Ecco, io vedo con preoccupazione questo delegare alla tecnica e all'economia ciò che invece tocca all'umanità, tocca alla politica, tocca alla cultura, tocca alla religione, tocca alla tradizione. Perché la tecnica e l'economia sono degli straordinari strumenti per la crescita, ma sono degli strumenti. Allora da qui la necessità di contrapporre in qualche modo, di bilanciare una globalizzazione fondata sulla tecnica e sull'economia, bilanciarla con la presenza di un richiamo alla tradizione. Ecco, che cos'è la tradizione? La tradizione a cui io faccio riferimento, lo dico sempre, non è il ritorno al passato, ma è il senso della continuità, cioè la convinzione che ciò che noi stiamo facendo deriva da altre esperienze che ci hanno preceduto e produrrà altre esperienze oltre noi. Cioè noi siamo figli di una grande storia, saremo padri di un'altra storia. Ecco, l'idea di tradizione, io non la vivo come la presenza di un muro, la vivo al contrario come una forma di connessione, come una forma di legame con gli altri. Io sostengo molto spesso che la tradizione è come internet. Internet è una forma di collegamento orizzontale, cioè tra contemporanei. La tradizione è una forma di collegamento verticale, con chi ci ha preceduto e con chi ci seguirà. La prima è una forma di collegamento spaziale, la seconda è una forma di collegamento temporale, cioè che ci permette di annodare il passato al presente e al futuro. Ecco, questo senso di continuità è fondamentale, cioè per poter entrare nel nuovo mondo, per poter abitare un mondo che non ha più muri, dobbiamo avere questi legami che ci consentono di dare un senso e una prospettiva alla nostra azione civile, politica, umana, economica. Abbiamo la necessità di correlarci. Io credo che sia utile del mondo che abbiamo lasciato alle spalle, cioè il mondo sancito dai muri, che tuttavia ancora esistono, dobbiamo conservare un aspetto,
il senso della misura, cioè quello di non sconfinare, non pretendere l'assolutezza delle posizioni, non pretendere la perfezione interna, non pretendere lo sconfinamento assoluto della nostra libertà, accettare i confini. Quindi non il muro come limitazione della libertà o come ostilità nei confronti degli altri, ma come accettazione dei propri limiti, come accettazione del proprio senso della misura. Quindi il senso della tradizione è anche questo, e considerarsi non lo scopo del mondo, ma considerarsi all'interno di una storia attraverso il confronto con chi ci ha preceduto e con chi ci seguirà, perché niente in sostanza è nato con noi e niente morirà con noi. Con questa idea della continuità io credo che è un tesoro che non possiamo dissipare, e questa è la ragione per cui, davvero concludendo, io dico che la caduta del muro non deve portare a un trionfo della planetarizzazione della vita in cui tutto il mondo si fa uniforme, ma al contrario, la consacrazione della libertà di essere diversi, alle differenze culturali, alle differenze civili, che sono una ricchezza e non sono una povertà, e non devono essere vissute come un'ostilità nei confronti degli altri, ma come una forma necessaria per dialogare con gli altri, perché noi dialoghiamo se abbiamo dell'identità, se non siamo nulla, non abbiamo nulla da dirci. Da qui la necessità di ricomporre un rapporto con la propria tradizione, quindi da qui la necessità di dare luogo alle proprie identità, vissute in modo aperto, cioè identità senza muri, identità che sanno cogliere il proprio senso del limite, il proprio senso del confine, ma che non vivono con ostilità nei confronti degli altri. L'idea di tradizione, a mio avviso, è l'unico modo per bilanciare la globalizzazione. La globalizzazione ci fa figli del nostro tempo, la tradizione ci fa figli dei nostri padri e padri dei nostri figli. Per questo bisogna saper amare anche la tradizione. Potevano essere le parole migliori per chiudere questa serata. Ringrazio Marcello Veneziani e ringrazio voi tutti, alla prossima.